La saggezza di Maria nel saper cogliere le necessità e intervenire concretamente è stata sottolineata dal vescovo Tanasini nei festeggiamenti per Nostra Signora della Salute a Ri. Si sono conclusi a Santa Margherita Ligure le feste in onore della Madonna della Lettera. Nella chiesa di San Giacomo di Corte il vescovo è invitato ad essere testimoni vivi del proprio essere cristiani. In onore di Sant'Anna Rapallo, una festa di famiglia nel segno della maternità della Chiesa, prosegue il cammino verso l'unità e la collaborazione in parrocchie con le altre comunità. Festa di Sant'Anna al monastero di Borzone, presentata la birra prodotta per sostenere i lavori di restauro del complesso, un'idea originale per far conoscere Borzone al di fuori dei suoi confini. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari che tradizionalmente nel tempo estivo ospita numerosi servizi dedicati alle solennità patronali che punteggiano la vita delle comunità parrocchiali del nostro territorio. Questa settimana iniziamo raccontandovi la festa di Nostra Signora della Salute celebrata nel popoloso quartiere di Ri a Chiavari ed in particolare quest'anno è stato un momento di commiato anche per il parroco Don Stefano Giupponi che nel mese di settembre lascerà la comunità che ha guidato per 12 anni per raggiungere la sua nuova parrocchia, ovvero la zona di Moneglia. In particolare la festa è stata come tradizione vissuta con grande familiarità da tutte le persone che animano la vita della comunità parrocchiale. Vediamo. È attorno alla chiesa di San Giuseppe che si è sviluppata negli anni la comunità di Ribasso a Chiavari, legati dall'appartenenza ad una parrocchia e da una comune devozione per Maria venerata col titolo di Nostra Signora della Salute, come ricordano gli anziani del borgo. 67 anni che abito qui a Chiavari e l'abbiamo sempre fatta con devozione, prima nel piccolo sotto nella chiesina cripta e poi quando è stata costruita la chiesa grande, tutti commossi e siamo stati contenti. E il nostro rione si è ingrandito di nuove case, di nuove opere, perché prima era una frazione minima. C'erano dei campi? E c'erano tutti i campi, almeno dove abito io, in via Comignano erano tutti campi, capisci? E poi sono state costruite tutti i palazzi, tutto. E la processione c'è sempre stata, che lei si ricordi? Sì, mi ricordo sempre, in piccolo magari, ma anzi si faceva il giro più lungo. Attorno al campanile di Ri negli anni è nato anche un comitato per i festeggiamenti civili che si svolgono sulla piazza antistante. Quest'anno l'allerta meteo arancione rischiava di penalizzare gli organizzatori che, annullata la festa, hanno avuto un'idea. Ci è venuta l'idea di fare una sorta di tam tam sui gruppi, sui social, per strada, chi si vedeva si diceva. Fatto sta che il nostro quartiere, la nostra zona, insomma, si è dimostrato molto benevolo nei nostri confronti e alla fine siamo riusciti a dare via assolutamente tutto quello che era pronto e credo che questo sia stato veramente una gratifica al di là del cibo, una gratifica di solidarietà. Quanti anni sono che viene svolta la festa in piazza? Già, sono esattamente 36 anni che fanno parte del comitato vero e proprio, siamo in 13, però poi che sarebbe il direttivo, quello che un po' prende per forza le decisioni su quello che c'è da fare. E poi del comitato saremo 50, 60, 70, perché poi tutti quelli che vengono a dare una mano alla fine sono del comitato. Per quanto riguarda la festa, diciamo che quest'anno i giovani sono dati parecchio da fare, sia per la festa, diciamo, la sagra, quindi dalla parte, diciamo, più di festa pagana, ecco, nel servire, comunque nell'aiutare negli stand della festa. Quest'anno sono dati anche parecchio da fare per quanto riguarda la parte prima della festa nei rosari dei quartieri. Si sono occupati di fare un po' di animazione per i bambini più piccoli e accompagnarli poi nel momento dei rosari dei quartieri. Poi invece adesso inizierà la parte un po' più attesa dell'estate, nel senso che inizieranno i campi e avremo questa settimana subito il campo delle medie, abbiamo già un bel po' di iscritti e quindi si prospetta un campo sicuramente divertente, quindi
siamo tutti carichi per la settimana, e poi a settimana di Ferragosto invece con i ragazzi un po' più grandi da animatori diventeranno animati, quindi sarà il loro turno, il loro campo, diciamo, e anche lì, diciamo, speriamo sia una bella settimana e che si divertano e tornano giù sicuramente un po' diversi. Il cammino di preparazione è stato scandito dai rosari nei quartieri animati da bambini e giovani e anche dall'incontro con alcune persone sofferenti, in particolare con gli ospiti dell'Istituto Torriglia. Prepariamo la festa con i bimbi, prepariamo le canzoni in modo tale che poi i rosari siano animati intanto dalla loro presenza ma anche dalla loro partecipazione. E poi ogni anno facciamo un piccolo lavoretto, una cosa molto semplice da dare alle persone proprio che partecipano ai rosari, un po' come segno del messaggio che poi viene dato e anche come gesto di lavoro insieme, di partecipazione. Quest'anno abbiamo fatto un piccolo segnalibro con tre cartoncini fatti a cuore, segno dell'amore, a fiore, segno della gioia, e una foglia verde, segno della speranza, e ci sembrava così importante condividerlo. I bambini sono stati anche molto contenti, molto partecipativi come sempre, e hanno animato molto, molto bene. Quindi. È un servizio che facciamo per la parrocchia e ci sono diverse persone, ecco. A volte siamo proprio le più anziane, ecco, che tiriamo avanti. Abbiamo cominciato a metà giugno, perché non sembra, però portano la roba mano a mano, bisogna guardarla, vedere che sia pulita, confezionarla in un certo modo per dare anche una certa impronta di esposizione abbastanza carina. Per i poveri che hanno bisogno di essere assistiti dalla parrocchia, sia come soldi e come alimentari, o che vanno sempre dal don a chiedere un qualcosa, e lui prende di questi fondi che noi gli diamo. Non sono tanti, però contribuiscono al tutto, ecco. Nel giorno della festa il vescovo ha presieduto la messa domenicale sottolineando la saggezza di Maria. Da una parte sa cogliere la necessità, dall'altra è capace di muovere il Figlio di Dio ad anticipare le azioni che manifestano la sua opera di salvezza. E allora ecco, la lettera di Paolo ci ha detto: Maria è stata collaboratrice di Dio perché ha dato alla luce il suo figlio nella pienezza dei tempi. Ma questo ha avuto un effetto. L'effetto è stato quello che noi siamo diventati figli di Dio. Per Don Stefano Giupponi, che si appresta a lasciare la comunità di Ri per intraprendere un nuovo cammino pastorale a Moneglia, è stata l'occasione per salutare molti parrocchiani, rinnovando legami di amicizia che resterà anche dopo il trasferimento. Sì, è l'ultima volta, è l'ultima festa e cercherò di viverla bene come tutte le altre feste. Anche tanta gente in questi giorni è venuta a salutarmi e anche stasera sicuramente ci sarà altra gente che verrà a salutarmi. È un momento anche di distacco, però sapendo che le relazioni rimangono, in modo particolare le amicizie che ho costruito in questi anni che sono rimasto qui a Ri continueranno a rimanere, ecco, anche se poi sarò a Moneglia, dove vado anche volentieri, ecco. Ora parliamo della memoria liturgica di Sant'Anna, una festa che viene celebrata con particolare affetto da tante persone in molte comunità del nostro territorio e non solo. Iniziamo da Rapallo. Sant'Anna infatti è la titolare della parrocchia che si trova in quello che un tempo era il quartiere periferico della città, oggi un quartiere molto popoloso dove la realizzazione della nuova chiesa ha generato una nuova forma di aggregazione in questo contesto sociale. La festa è stata vissuta con la partecipazione del vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, che ha presieduto la processione lungo le vie del quartiere. Monsignor Alberto Tanasini ha celebrato la Santa Messa solenne ricordando sulla scorta delle letture del giorno l'importanza della preghiera a tutti i fedeli, moltissimi presenti alla celebrazione. Vediamo.
La comunità di Sant'Anna a Rapallo si è ritrovata intorno ad una madre. La riflessione del vescovo di Pavia al termine della processione serale ruota attorno al mistero della maternità. La donna madre, spiega Monsignor Corrado Sanguinetti, è segno di tenerezza, solidità, accoglienza, conforto e nido e grembo della vita. Il presule invita dunque a guardare a Sant'Anna, la mamma di Maria, per riscoprire il dono dell'essere madre in un mondo, quello di oggi, dove non c'è profonda stima per la maternità e dove si fa fatica a dare alla luce dei bambini. Di qui l'esortazione di Monsignor Sanguinetti a riscoprirci figli. Nessun uomo si è autogenerato, tutti abbiamo ricevuto la vita. E se siamo figli, conclude, allora bisogna recuperare il senso della gratitudine. La giornata non deve essere solo costellata di lamentele pretese, dice il vescovo, o ci dimenticheremo della gratuità dell'esserci. Durante la preghiera finale, Monsignor Sanguinetti esprime il proprio stupore per la grande presenza di fedeli alla processione, soprattutto tante donne, mamme e bambini. Un'intera comunità che si ritrova attorno ad una madre, segno di una generazione della vita che può generare quale volto di comunità? Beh, credo il volto di una comunità che a sua volta possa essere davvero quello che è. La Chiesa, come spesso dice Papa Francesco, è donna perché è madre, e quindi guardare in questo caso a una madre che è Sant'Anna e con lei a colei che poi è madre per eccellenza, Maria, vuol dire, penso, per una comunità cristiana come quella di Sant'Anna, riscoprire il proprio volto, cioè l'essere questa comunità un luogo che genera alla vita vera, alla vita piena, e che genera vita. E devo dire che stasera il gesto della processione mi ha molto colpito per non solo la presenza di tanta gente, ma l'intensità della preghiera, vedere tante famiglie, tanti bambini, tante mamme, tante donne, vedere proprio una comunità che ha voglia non solo di fare festa, ma di ritrovare se stessa nel volto di una madre. Quindi credo che sia davvero una grazia per questa comunità, ma in qualche modo diventa una grazia per tutta la nostra comunità, la comunità diocesana di Chiavari, che è una comunità segnata da profondamente un'orma materna. Pensiamo alla Madonna di Montallegro, alla Madonna dell'Orto, e quindi davvero, come diceva Giovanni Paolo II quando venne a Chiavari, è un po' il giardino di Maria. Ebbene, possiamo dire che queste presenze di madri, Maria, Sant'Anna, ci fanno toccare con mano che la Chiesa, prima che un'istituzione, è un luogo generativo di vita. Un invito a chiedere e a farlo con confidenza. Lo ha formulato Monsignor Alberto Tanasini celebrando la messa nella chiesa parrocchiale di Sant'Anna a Rapallo in occasione della festa della patrona, un evento vissuto con grande partecipazione da tutta la comunità. Sono molto contento per i festeggiamenti in onore di Sant'Anna, perché tutta la comunità ha partecipato. Durante la processione ho visto veramente una moltitudine di persone anche raccolte, e abbiamo avuto il dono della presenza di Monsignor Corrado Sanguinetti, che ci ha parlato della maternità di Maria e anche della maternità della Chiesa, nella quale tutti ci impegniamo ad essere fratelli nonostante le difficoltà che si incontrano. E questa sera Monsignor Tanasini Alberto ci ha ricordato, secondo il Vangelo di questa domenica, l'importanza della preghiera e la fiducia nel chiedere. Sono stati annunci preziosi e dobbiamo accoglierli personalmente come comunità. Il cammino pastorale di quest'anno per la parrocchia di Sant'Anna è stato caratterizzato da grande vivacità, ma il desiderio che lo ha animato è stato quello di crescere nell'unità sia all'interno della comunità che nel rapporto con le altre parrocchie del territorio. È stato un anno molto impegnativo, come del resto ogni anno pastorale, però devo dire che nel mese di luglio Rapallo ha due riferimenti importanti, la Madonna di Montallegro e Sant'Anna. Celebrazioni che abbiamo vissuto in unità e veramente con tanta gioia. L'anno pastorale poi si sta concludendo e devo dire che c'è tanta vivacità e ringrazio lo Spirito Santo che veramente ci rende attivi e corresponsabili. Il problema forse che abbiamo è quello di ritrovare l'unità
di aiutarci nella diversità delle attività ritrovare l'unità ecclesiale della nostra comunità. Per questo ci impegniamo e per questo preghiamo. Siete chiamati ad un cammino di unità anche con le altre comunità del territorio, un cammino a cui è chiamata tutta la nostra Chiesa diocesana nei vari ambiti in cui è divisa. Come la figura di Sant'Anna può illuminare questo cammino di unità a cui lei faceva riferimento? Sant'Anna è anziana, quindi è una persona saggia e ci incoraggia in questo cammino che da diversi anni ormai abbiamo avviato di collaborazione, non solo, di corresponsabilità, di unità pastorale. Abbiamo poi l'esperienza dell'ambito rapalese e stiamo lavorando molto in questo. Io non so le altre città, posso dire che Rapallo sta facendo dei piccoli passi, però molto importanti, proprio sulla strada della pastorale d'ambito, della pastorale di comunione, veramente camminando insieme, come dice il nostro opuscolo parrocchiale. D'altra parte l'unità è sempre stata una delle caratteristiche principali della realtà sociale di questo quartiere che un tempo era periferico. In periferia, che poi non vorrei dire ormai più periferia, ecco, lo era la periferia. All'esterno del centro della città si è più uniti, si è più familiari, ci si vuole più. C'è un altro rapporto, ci diciamo buongiorno e buonasera, ci salutiamo, sorridiamo, ciò che nella città è abbastanza difficile. La parrocchia di Sant'Anna è una parrocchia giovane, anche se 50 anni sono tanti, ecco, per me non sono tanti perché io l'ho vissuto dall'inizio, quindi. E com'è cambiata in questi 50 anni la parrocchia di Sant'Anna? Insomma, è cambiata che lei capisce che una volta si andava a San Gervasio Potraggio, cioè la nostra parrocchia era quella laggiù, adesso qua c'è vita, qua c'è incontro, se lei viene qua la sera c'è pieno di gente su questo piazzale di giorno, anche a seguire le funzioni, è tutto un altro, cioè questa nuova aggregazione qua ha fatto sì che come si chiamano, i locali qua si sono più riuniti, non so come spiegarlo, ecco, ci vogliamo un po' più bene, diciamo così. Continua intanto il lavoro instancabile per arrivare al completamento del complesso della chiesa ed in particolare per quanto riguarda le opere parrocchiali. Una forma di sostegno originale è stato il lavoro delle 15 socie dell'associazione Fili Meravigliosi. Allora è stata una sfida provata per Natale col Santuario di Montalegro. Se va bene, la Madonna di Montalegro ci porta fortuna e ci fa anche di apripista. E quindi abbiamo fatto queste cartoline natalizie con stelline fatte al tombolo che si sono vendute benissimo, addirittura 20 cartoline sono andate in Francia e con una signora che le ha ordinate, ha fatto il bonifico direttamente sul conto del santuario e ci ha ringraziato perché è stato un pensiero natalizio bellissimo. Allora abbiamo pensato, ma se ha funzionato a Natale proviamo anche per Pasqua. Ha funzionato anche per Pasqua e dico, allora per Sant'Anna andiamo sul sicuro e quindi abbiamo fatto queste 75 cartoline con l'icona di Sant'Anna Maria Bambina, la sagoma del nuovo complesso parrocchiale di Sant'Anna, la nuova preghiera approvata dal Vescovo dedicata a Sant'Anna e con questi pensierini all'interno sempre al tombolo che può essere una Madonnina, un cuore, un fiore con ognuno colori diversi, quindi non c'è una cartolina uguale all'altra e poi intero ricavato che va sia come diciamo a Natale, Pasqua per il Santuario di Montalegro per il passaggio all'illuminazione a LED e in caso della chiesa di Sant'Anna, protettrice delle merlettaie ricamatrici, la Sant'Anna, e per il completamento delle opere parrocchiali. Insomma, cerchiamo di dare il nostro contributo perché con l'anno prossimo entreremo nel 15° anno di attività dell'associazione, da sempre ospitate dalla parrocchia di Sant'Anna e quindi insomma ci sembra doveroso. Quante socie siete? Siamo una quindicina. Quindi vi date da fare tutte quante? Ci stiamo andando da fare, cioè tutte queste cartoline sono state realizzate integralmente solo dagli allievi. Io ho fatto solo la lavorazione grafica, i consigli ovviamente, disegni e sì, tutto quanto realizzate dagli allievi che hanno aderito veramente con entusiasmo. C'è stato
cioè proprio vederle che contavano quanto manca, quanto non manca, dateci già da fare, dai ragazzi mancano ancora 30, quindi vedere quel incoraggiarsi l'uno con l'altro, comunque portare le cartoline a Montalegro, vedere come andavano le vendite, insomma è stato bello, è stato bello. La festa di Sant'Anna viene celebrata con particolare solennità anche a Borzone, nel monastero di Sant'Andrea, che è diventato ormai un punto di riferimento per il nostro territorio diocesano, quale luogo di spiritualità. Ovviamente non sono terminati, anzi sono molto onerosi i lavori che occorrono per ristrutturare il monastero e renderlo così davvero fruibile per tutte le persone che desiderassero trascorrere un periodo di ritiro e di riflessione in questo luogo bellissimo. E allora il monaco padre Attilio Franco Fabris, aiutato da alcuni fedeli, ha avuto l'idea di iniziare a produrre una birra. Il ricavato della vendita della birra appunto servirà a sostenere i lavori di restauro del monastero. La birra verrà commercializzata nel nostro territorio diocesano. Festa di Sant'Anna, una festa per la comunità del paese, ma non solo. Tante le persone, la sensazione, tante persone anche da fuori. Sì, la gioia è di avere anche tante persone, come vedete, al di fuori anche della nostra stretta zona parrocchiale, e la cosa bella è parecchi giovani, cosa che dà parecchia soddisfazione questa, no? Vedere come l'abbazia sta ritornando realmente ad essere un punto di riferimento, credo abbastanza vivace all'interno della nostra Chiesa. In questo senso anche le feste vengono bene, quindi anche l'occasione per incontrarci, l'occasione anche per stare insieme in amicizia e anche attorno a un bicchiere di birra o attorno a un tavolo. Questo acquista un grande significato quando c'è un'esperienza di fede retrostante che dà senso e valore anche a tutto questo. Possiamo dire che l'abbazia di Borzone sta ritornando un centro di spiritualità, mi viene da dire forse per la Liguria? C'era una corale di La Spezia. Sì, oddio, adesso non esageriamo, non allarghiamo troppo i confini, però gente che viene dalla Spezia, gente che viene da Genova, eccetera, ce n'è. Quindi, insomma, anche al di fuori della nostra diocesi ci sono persone che hanno Borzone come punto di riferimento. A me basterebbe che fosse già un punto di riferimento vivo e presente all'interno della nostra Chiesa diocesana, cosa che sta avvenendo in ogni caso. Sono bei segni che danno speranza. Certo, la cosa più bella sarebbe che il portare avanti il tutto non ci fosse soltanto padre Attilio, ma ci fosse qualcun altro, perché l'età sta andando e avanzando e con l'età diminuiscono anche le forze, quindi tenere tutto in piedi sta diventando realmente un po' problematico a volte. Tra gli eventi previsti in occasione della festività di Sant'Anna c'era anche la presentazione della birra dell'abbazia di Borzone, padre Attilio. Come nasce questa idea? A dire il vero non nasce da me, ma nasce da Marcello qui presente e da Luca, che sono due giovani che stanno facendo un cammino di ascolto dalla parola di Dio qui a Borzone. Nasce con il desiderio prima di tutto di far conoscere l'abbazia. Questo è uno degli scopi, anche se non è il solo scopo, perché insieme a questo c'è trovare anche una fonte di ricavo, di qualche introito per la prosecuzione dei restauri del monastero. Poi inoltre un mio desiderio è anche quello di incoraggiare quelle che sono le piccole imprese, soprattutto se portate avanti da giovani come Giacomo e altri della nostra zona, incoraggiare soprattutto questo. Questo lavoro si può fare soltanto in rete, quindi è bello appunto creare queste sinergie in cui uno aiuta l'altro e tutti ne abbiamo un beneficio. Allora veniamo a chi ha sposato questa idea. Giacomo, tu la produci questa birra? Io ho ricevuto una mail da Marcello
nel quale proponeva l'idea di fare una birra in collaborazione con Padre Attilio, l'abbazia di Borzone, e io l'ho accolta volentieri perché veramente questo è un tesoro di tutti. Per me che sono un profano rispetto a chi dedica il proprio tempo, la propria vita a queste realtà, è stato quasi più un piacere, ed è importante che per mezzo della birra un profano come me venga attirato all'abbazia, è una cosa sicuramente positiva. E l'abbazia tramite la birra arriva dove non è conosciuta, quindi questo è importante. Dove viene commercializzata? Noi facciamo questa birra con lo scopo di produrre un prodotto locale, per cui abbiamo il piacere che venga distribuita sul nostro territorio. Siamo da Riva Trigoso fino a Genova. E il luogo di produzione? Il luogo di produzione è a Cavi di Lavagna, lì c'è il microbirrificio, la birra di Barassi, io sono di Barassi, allora è rimasto il nome alla birra. Bene, e veniamo allora, Marcello, come ti nasce l'idea di una birra che possa aiutare l'abbazia? L'idea è nata una sera di primavera, proprio sotto il chiostro. Stavamo degustando una delle birre che facevo io per scopi casalinghi miei, l'avevo fatta assaggiare ad Attilio, e parlando del più e del meno è venuto fuori perché non provare a fare una birra dell'abbazia di Borzone, no? Ispirandoci un po' a già altre realtà di birre d'abbazia in Italia e all'estero. E parlando del più e del meno, questa idea piano piano si è concretizzata con Attilio che ci credeva, e allora dal nulla io mi ricordavo di Giacomo perché avevo letto suoi precedenti articoli, ho provato a contattarlo e tutto è nato così per caso. Da un'email ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati, insieme anche ad Attilio abbiamo provato a incontrarci, provare delle ricette, sperimentare qualcosa, fino ad arrivare a una ricetta nostra approvata da Attilio, che è diventata quella che stiamo bevendo ora, e speriamo di andare avanti su questa strada. Ecco. Solo un ingrediente che la fa speciale? Beh, l'ingrediente che la fa speciale è anche il miele di castagno. È un miele fatto in zona, un prodotto locale, artigianale, ed è eccellente, tant'è che è fermentato completamente. Del miele si ha una sensazione eterea nella birra, l'aroma, il profumo, e poi invece la birra è secca e non dolce, non stucchevole, quindi è anche una birra facile da bere. La chiesa di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure è anche un santuario mariano dedicato alla Madonna della Lettera, una festa che viene vissuta con particolare devozione dai fedeli della comunità. Monsignor Alberto Tanasini ha celebrato l'Eucarestia il sabato sera di fronte ad un gruppo di fedeli, ha ricordato anche in questo caso l'importanza di essere lettere vive nella chiesa di oggi. Essere lettere vive per testimoniare agli uomini il messaggio di Gesù. Nella chiesa di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure, il vescovo sottolinea quanto oggi sia importante essere testimoni di Cristo per farlo conoscere e per far arrivare lontano il suo invito. Un vivere il proprio essere in modo così serio e vivo da essere percepito dagli altri, come fece Maria, spiega Monsignor Tanasini, che in una lettera, inviata secondo la tradizione ai messinesi, spinse ad incontrare suo figlio, sollecitando una vita improntata ad un rapporto vivo con il Signore. Le lettere siamo noi, dice quindi il vescovo, perché chiamati ad essere testimoni dell'annuncio di Cristo. La Chiesa ha bisogno di lettere vive, non morte, non rassegnate. Lettere vive vuol dire che vivono sul davvero l'incontro con Cristo, che vivono davvero la parola di Dio, che vivono davvero il partecipare al banchetto di nozze dell'agnello che oggi noi viviamo nell'Eucaristia. Di qui l'esortazione di Monsignor Tanasini a ripensare la comunità diocesana. Oggi, spiega, c'è bisogno di una chiesa aperta e non chiusa. Una chiesa non
rassegnata, non di basso profilo, non di gesti esteriori, una Chiesa che vive davvero l'annuncio di Cristo e lo vive per la sua vita. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.